Italia la salute qui si sta rimettendo alla grande, diciamo. Questo medico, insomma, mi sembra abbastanza bravo, sta approfondendo, ha detto sì, ho avuto, diciamo, cose da poco conto, tra virgolette, però ne ho avute tantissime di tutti i tipi, tutte assieme. Quindi in linea teorica non muoio e continueranno i video nel canale. Ma perché il tono di depressitudine? Se ancora lui entra ancora acqua, non mi ricordo se te l'avevo detto, praticamente quella volta che è stato montato o si sono sbagliati o c'era il silicone difettoso o che andava catalizzato, che ne so io. Fatto sta che dentro c'è metà silicone buono e metà quel silicone tipo quello che mettono dentro le guarnizioni dei camper, sai, che spurga sempre, che è liquido, proprio liquido, e quindi ovvio che se è liquido poi crea i buchi e entra l'acqua, a me mi piove di continuo dentro in camper. E c'è sto silicone qua bianco che proviamo a pulire in tutti i modi, però non è affatto facile da pulire, proprio per nulla, e quando è sotto fa sì che il silicone buono che noi poi gli mettiamo non attacchi, ok? Quindi è un disastro, un disastro. L'ultima volta era proprio stonfo, questa volta invece no, ci hanno corso delle gocce da qua, dalla parte destra, e sono scivolate per quella, quindi niente, sarà da rismontare per l'ennesima volta e vedere Italia non ne fa su più. Cioè, è una cosa bruttissima quando ti piove dentro in camper, c'è proprio una delle cose più brutte che ti possono capitare, cioè proprio demoralizzante, deprimente, cioè, proprio... Che poi sai, quando ho preso i pulmini quella volta, no? Era bello star dentro, no? Al calduccio con questa cosa monoscocca in vetroresina, dicevi cazzo, sono super riparato, no? Le pareti non in legno, wow, a prova di infiltrazioni, eccetera. E dopo, porca puttana, per un clima che ho fatto montare ti entra qua dentro. Ah, poro singolo, poro. Va su, tac. Ah, mio zio non è ancora santo, però credo che lo faranno santo, perché tutti questi interventi li stiamo facendo con lo zio. In più sono state fatte anche due piccole chicche strafaghe, cioè strata marrone, e devo fartele vedere però di sera. Ma che pigo il mio portatè, che poi data l'anzianitudine sono tutte tisane. Tipo questa che mi hanno regalato, tisana a freddo per la depurazione quotidiana, devo finirla perché adesso d'inverno devo farmi tutte quelle a caldo. Poi ho le camomille e di solito al mattino mi faccio l'infuso al finocchio. È consigliato per i gonfiori di stomaco, in teoria non diventi omosessuale, ma ti aiuta a rimuovere quella sensazione di gonfiore, almeno così c'è scritto. Le puntine del mondo è un canale che stimola la diuresi. Occhio che adesso ti faccio vedere una cosa, attenzione, mettilo ben chiaro in testa, questo non è né un lamentarsi, non è un criticare, non è niente, è solamente un renderti partecipe di una situazione che così quando poi ne parlo non appaio come esagerato. Attenzione, vedi, questo è il telo nuovo, questo è il secondo giorno che è su, e tra parentesi sono le 8 di mattina, ok, quindi non è il secondo giorno che è sera, e è già stato spazzolato 3 volte e ieri al CP ho fatto il bagnetto, dopodiché non si è rotolata né niente, però vedi, questo è lo sporco che ti fa quotidianamente un CP dentro un camper. Peli a non finire, bave, impronte perché dopo pesta le bave o cammina chissà dove, hai capito? Così, semplicemente così, ecco perché non facciamo sempre tutto il mondo facile, bello come i cartoni animati, no, bisogna dire sempre anche la verità, cacchiarola. Allora, tenere un cane, tra l'altro un pitbull, dentro una scatolina, per di più magari anche al chiuso d'inverno, sai che è una grandissima impresa. Anche per la puzza. I pitbull sono famosi per essere dei cani scoreggioni, cioè tutti i cani scoreggiano, ok, però il pitbull, a sentire tutti i proprietari, sono tra le razze più scoreggione. Quindi prova a immaginare una scoreggia di un pitbull dentro 4-5 metri di casetta, cioè uno muore, capito? E lo sporco poi non ne parliamo. Quindi sono cose che si fanno se si è costretti per l'amore dei cani, però sai, uno che dice vado a vivere in camper e mi prendo un cane deve essere ben consapevole
che non sarà affatto una passeggiata. Ciò non significa che poi uno non è disposto a farlo, assolutamente. Uno può dire sì, mi va benissimo sti sacrifici, eccetera, per carità, ok. Però l'importante, Italia, ragazzi, è esserne consapevoli. Quindi io ti porto la realtà e te la sbatterò sempre in faccia. So che le puntine del mondo sarà noioso, non sarà quello che uno si aspetta di vedere, però è la realtà, porca miseria. Dopo, per carità, ok, no? Se uno ha il cane dentro può essere anche uno strumento di pulizia, cioè se uno vive talmente nello sporco, passa il cane anche solo strusciandosi ti pulisce, no? Tipo spolverino, hai capito? Però se uno ci tiene a stare nel pulito, e non dico nel profumato, ma non nella spuzza, sai che andrà incontro a non poche complicazioni. Cos'è sta roba alla mia sinistra? È il cartello dei carichi sporgenti, quello flessibile, non è in metallo. Qua dietro c'è una specie di gomma, non costa assolutamente poco, l'ho preso su Amazon su Dritta Day 2 assieme ai laccetti, quelli appositi anti-rotture di balle, perché dicono che questo è omologato. Nutro seri dubbi, nel senso che occhio fermo, attento, vedi qua c'è scritto omologato qua, omologato là, però c'è scritto omologazione nazionale e fin qua dirai ok, però io ti dico sì, ma c'è scritto tutto in spagnolo, quindi che non sia omologato per la Spagna e non per l'Italia, hai capito? Non lo so, magari l'omologazione è europea, hai capito? Può benissimo essere, però se così non fosse, allora io ho detto di solito le cose omologate hanno tipo se guardi gli specchietti o i caschi c'è tipo una E seguita dal numero, no? Quello è il codice omologazione. Io qui non vedo assolutamente niente, qui c'è scritta la marca qua e in giro tutti sti V2 e V20 vabbè, speriamo bene. Quindi io mi porto via il cartellino della serie, me l'hanno venduto come omologato, c'è scritto omologato, io l'ho comprato omologato. Vieni con me. Allora, sto andando dallo zio, ok? Però intanto mi sono fermato per strada. Guarda, adesso perché sta piovendo. Da quel buco là viene l'acqua, porca miseria, oltre che dai cosi. Ma che cavolo è quel buco? Non riesco a capire. Non riesco a capire cos'è quel buco. Comunque andiamo a tappare quel buco, dai, via. Non ci saranno i video perché immagina non tutti hanno il piacere di essere ripresi in video, o comunque insomma c'è chi può giustamente provare un po' di imbarazzo perché è timido, non è abituato, ma giustamente, cioè come te che prendi, vai in televisione e dici ma anche no, hai capito? Quindi ci sta, quindi non ci saranno i video di quello che faremo con lo zio. Sai che ovviamente come l'altra volta asciugheremo bene il tutto con il foam da carrozziere, quindi un foam diciamo industriale che serve appunto per asciugature particolari, il tutto al coperto dentro un capannone chiaramente, e stropperemo quel buco e ricontrolleremo tutta la sigillatura che è stata fatta, anche se è stata fatta una sigillatura proprio totale, quindi dal panino del tetto alla vetroresina esterna gli è stato fatto tutto una parete di silicone, quindi effettivamente da là dicevamo ma è impossibile che entra acqua, anche lo zio dice ma è impossibile, ha detto a sto punto da vedere il climatizzatore che non entri dentro dal clima, e là bisogna che lo porti da qualcun altro a far smontare. Il problema è che sotto sia al climatizzatore c'è anche del silicone, quello buono, e come fai a toglierlo? Perché lui ha una forma tipo da fungo, no? E la forma di fungo non ti consente con le mani o con altri strumenti di andare sotto. Dove si appoggia, quindi dentro la copertura, no, del fungo, ci hanno messo del silicone e poi lo hanno schiacciato facendo sì che intanto fa l'effetto ventosa, e poi il silicone c'è sia sotto che un po' verso in dentro che un po' verso in fuori, hai capito? Quindi effettivamente non so se sia stata una scelta molto corretta da fare, perché effettivamente se un giorno si rompe il clima e devi cambiarlo, come cacchio fai? Cioè ti tocca distruggerlo a martellate, farlo a pezzi e poi segarlo via, non lo so.